Parte Giandonato. Secco Giandonato, Pitruzzella forse la vede all'ultimo, ci mette comunque le dita, palla in corner. La rincorsa laterale di Giandonato. Stavolta va col sinistro, rasoterra Pitruzzella in due tempi, tira col destro e col sinistro, non si vede manco troppo la differenza. D'Amoro ordina dalla panchina di scaricare in porta, Giandonato esegue, Pitruzzella a due mani, Francesco Giandonato che scarica ancora secco, Pitruzzella parata in fotocopia, poi di testa, c'è un fallo nel tentativo di tap-in. È una sequela quella, stavolta va col sinistro. Prova a giro Pitruzzella con un miracolo, è un duello aperto tra i due. De Angeli, il tiro è contrato, torna Angelucci però e si guadagna un altro gran calcio di punizione qui. Che per questo fallo Giandonato, che era prima stato ammonito per proteste, riceve il secondo cartellino giallo e quindi è cartellino rosso per il numero 8, tra i migliori del Peperino, deve abbandonare il campo.